4.750.000 euro per mettere in sicurezza il Brenta è quanto ha impegnato nell'ultimo quinquennio la Regione del Veneto. In 5 anni abbiamo realizzato 19 progetti, 29 opere per un costo totale di 4.750.000 euro, degli interventi necessari ed urgenti che abbiamo voluto realizzare per mettere in sicurezza tutta l'asta del fiume Brenta nel tratto vicentino. 17 gli interventi già realizzati, 2 invece quelli in programma e finanziati tra Enego, Cismon, Solagna, Valstagna e Bassano per un valore complessivo di 1 milione di euro. Quello che è emerso nella giornata di oggi e che è importante è che finalmente si fa della programmazione, quindi si è già disegnato quello che può essere il futuro degli interventi rilevanti per il nostro territorio. L'unico problema poi è sempre lo stesso, è quello dei fondi da reperire. Sì, i fondi da reperire e poi il superamento del patto di stabilità, perché anche se ci sono delle regole finanziarie da rispettare, queste non possono prevalere a mio avviso sull'incolumità dei cittadini, che va tutelata prima di ogni cosa. E in effetti quella della sicurezza idrogeologica è oggi molto più che nel passato una priorità. Spartiacque decisiva l'alluvione del 2010. L'alluvione del 2010 per noi ha segnato l'anno zero. Abbiamo fatto un piano regionale per la messa in sicurezza del territorio per un costo totale di circa 3 miliardi, soldi che la Regione non ha. Però in questi anni abbiamo realizzato circa 900 opere per circa 450 milioni, quindi abbiamo iniziato un cronoprogramma che ci consentirà nel giro di una decina d'anni di poter mettere in sicurezza il nostro Veneto e speriamo anche che arrivino delle risorse da parte del governo centrale.